Si tigneran domenie ai 6 di avril a Sacil lis celebrazions ufficials de fieste de Patrie dal Friul, a son plui dicenti comuns che, in collaborazione con associazions e Proloco, a son da ora organizzà plui o mancul dusinte avvigniments culturai, moments di riflessione e di condivisione par vivi ad implen i valors de culture, de lenghe, de storie e identità furlane. Vue la presentazione in sede de Region Audin, presin tra che gli altris Eros Cisilino, presidente dall'Arlev, Scoltinlu. È una festa importante che sta sono 948 anni dalla festa della Patria del Friul e Sacil è stata per noi una scoperta sensazionale, una grande identità, una grande forza e vivacità, tanti appuntamenti sia a Sacil sia a Tor per il Friul. Due comuni furlanofons hanno a Mancul un evento che nos fa capire che la festa della Patria del Friul, l'identità furlana è sintuda e andano anche i 7 comuni dal mandamento di Puart, che sono particolarmente importanti per noi proprio perché avvivono quotidianamente questa identità furlana che tal corso dagli anni, insomma, tal corso dal team è stata staccata dalla Patria del Friuli, ma in realtà ha una grande necessità di avere anche forti collegamenti e forse anche un riconoscimento politico. E come spazi alla rubrica Gnovis dal Mont. Con la visita ai Fogolars e a istituzioni di Florenzio Valera, Pablo Podestà e Buenos Aires, si è concluduta la missione in Argentina dall'en Friuli in Talmont. D'eglesie dedicate a Madonne di Mont arriva il contributo dal presidente dall'en Friuli in Talmont, Franco Jacob. Ho sentito per questa seconda settimana in Argentina, sono tornato a Buenos Aires, ieri ho venuto Florenzio Varela, questo circolo furlan che ha anche una scuola per fare opere a favore delle comunità e noi siamo in casa, talvolta anche da riguardo religioso e da raccoglimento sotto Madonne di Monte, insieme con Pre Claudio Snidaro, che di tanti anni sale qua al portaggio religioso, ma anche la presenza dal Friuli qui a Buenos Aires. Ti ringrazio di queste visite, mi commuove, ho sentito che il Friuli non è stampato, mi sento un lavoro accompagnato, ringrazio che hanno scelto proprio queste occasioni di salutare la Madonna, ma salutare anche questo posto che in cui i Furlans si sono preoccupati non solo di mettere una Madonna, ma anche una scuola per poter dare una mano soprattutto ai operari. Mando un saluto a tutti i Furlans là dal Friuli, pure ogni anno voi a visitare e vivo mezza vita là e mezza vita qua. Un saluto a tutti, mandi di cuore e che il Signore lo benedissi. Mandi. Grazie. La delegazione furlane è acchiattata anche l'ambassador di Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, prima di concludere la missione a storiche Sociedad Furlane di Buenos Aires, di là che arrivino i contributi dal presidente de comunità di Mont, dal Glemonat e sindic di Dartigne, Alessandro Marangoni, e di Barbara Zilli, assessora regionale a Espinancis. E quindi a fin di queste bellissime esperienze ho portato veramente un messaggio che è quello che ho voluto portare qui come comunità di montane dal Gremonat, che il Friul a riguarda e non dismente, che è proprio il messaggio più bello che potevo portare qui per rinsaldare i valori e l'amicizia che ho tra i tanti furlani che sono qui in Argentina. Si conclude qui la Sociedad Furlana di Buenos Aires, la nostra missione in Argentina, un'occasione per immergersi fin tremai cultura in queste grandi comunità che portano davanti i valori dei furlans, le nostre lingue, i nostri savei e che portano alte la bandiera dal Friuli in questi territori. E è un'occasione che è per me come assessore regionale per ringraziare perché tutto che è stato fatto in questi anni qui è frutto di sacrifici, di impegno e di mai smentearsi la tierra mari. E proprio anche oggi che qui in un lavoro che si può fare insieme e ragionare su progetti futuri che hanno a fare la formazione e il lavoro dei giovani a chi che può venire in Friuli per dare un domani differente di quel che hanno qui e perché no, anche migliore. Alle dut puar vue, Gnovis al torne domani, sempre a stesse ore. Mandi e buine serate.